Allora mister, dai, seconda vittoria, debutto in casa con vittoria, insomma c'è di che essere soddisfatti. Sì, sapevamo che era una partita difficile perché comunque abbiamo trovato una squadra dove negli ultimi 3 anni aveva cambiato poco, quindi sull'aspetto dell'organico, dell'amalgama sicuramente c'aveva qualcosa di più di noi. Però i ragazzi sono stati bravi, abbiamo concretizzato la prima occasione e poi abbiamo gestito anche, mi sembra, abbastanza bene il risultato. Nel secondo tempo magari ci siamo un po' abbassati, abbiamo lasciato un po' giocare troppo gli altri, però abbiamo avuto anche 3 situazioni importanti, subito 2 poi di uno con Callegaro, che si poteva sicuramente allontanare il risultato prima. Però sono contento dei ragazzi perché comunque il clima non è che ti permetta molte cose a livello di gestione fisico e di conseguenza dobbiamo migliorare su tante cosettine, però sono contento perché i ragazzi si stanno impegnando e è arrivata la seconda vittoria. Ecco, questa cosa da migliorare, perché bene in attacco, forse in difesa non grossi errori, ma forse qualche sbavatura a volte. Ma è chiaro che quando comunque ti trovi squadre che hanno giocato con 2 giocatori di fisicità davanti come Brotto e Corbanese, che cercano la palla magari sulla profondità, che cercano la palla sul riferimento, è normale che la difesa venga messa sotto pressione. Non dimentichiamoci che c'era anche il debutto Dario che si è espresso bene con l'assenza di Sanavia, quindi poi ho dovuto anche sopperire all'assenza per l'infortunio di Boson, quindi abbiamo dovuto modificare l'assetto un attimino, nel senso che ho dovuto spostare Sevegnini con Gali centrali, quindi non era facile anche per la squadra trovare l'intesa, però si sono comportati bene, hanno fatto poche sbavature, quindi sono contento anche del reparto difensivo. Boson è un acciacco che si trascinava da qualche giorno oppure l'ha accusato in campo? Aveva qualche fastidio durante la settimana, ma non quel punto lì, però mi diceva che era a posto, poi invece con la tensione della partita si è venuto fuori maggiormente questo fastidio e sembra un problema un po' flessore.